Siamo noi che abbiamo provocato i cambiamenti climatici, quindi sta a noi trovare i rimedi contro i cambiamenti climatici e soprattutto l'aumento della temperatura. Nel senso che io sono profondamente convinto che senza fare rivoluzioni catastrofiche dei nostri modi di vita, perché questo sarebbe controproducente sia per la società che per i tempi poi e per l'economia globale, penso che potremmo tranquillamente vivere al 90%, anche più forse, del nostro standard di vita, intendendo dire che senza farci mancare quasi nulla, semplicemente risparmiando e cambiando il concetto di cui dobbiamo per forza avere sempre tutto e subito. Cioè, basta diminuire un pochino la velocità del nostro modo di vivere, pensare un attimo a quali sono le scelte oculate da fare sul risparmio invece che sul consumo e con l'esempio e diffondendo l'informazione a tutti quanti si può, secondo me, in tempi ragionevoli avere dei risultati apprezzabili. Intendo dire che il contributo di chiunque, di ogni singolo, è fondamentale, perché il momento in cui si delega ai governi e agli enti sovranazionali la risoluzione dei problemi, secondo me semplicemente si perde troppo tempo. L'importante è la conoscenza, l'esempio e l'azione individuale. Ecco, lei studia il suo lavoro principale presso l'Università della Tuscia di Viterbo, però il mondo animale è il suo studio quotidiano, ha girato il mondo, è stato ai poli proprio per questo. È lì che ci arrivano i segnali chiari di quello che sta accadendo. Ma vede, perché i poli, gli ambienti polari sono dei termometri molto sensibili del cambiamento, perché sono degli ambienti peculiari che stanno, guarda caso, all'estremità del pianeta e quindi risentono più degli altri al momento dei cambiamenti climatici. Non a caso i punti in cui l'aumento delle temperature è maggiore, o perlomeno è stato maggiore, è il Polo Nord e la penisola dell'Antartide. Di conseguenza tutti gli equilibri biologici animali e anche vegetali che sono correlabili ai poli ne soffrono, e tutte le specie animali e anche vegetali, sia terrestri che acquatiche, che stanno ai poli soffrono molto di questo cambiamento climatico, ma non solo loro, sono in ordine temporale le prime a soffrirne, ma non saranno le sole. Come la mettiamo? Come dobbiamo guardare al futuro al di là della responsabilità propria? Non dobbiamo essere catastrofici, prima cosa, e seconda cosa, non dobbiamo delegare agli altri la risoluzione dei problemi. Noi singolarmente, come singoli, con i nostri comportamenti, possiamo mitigare il problema e dare indicazioni fondamentali ai nostri governanti che con l'esempio nostro devono agire di conseguenza.